L'Udinese Club SGN diventa maggiorenne. Festa di compleanno in un noto locale udinese tra amici, tanta musica e solidarietà. Nell'occasione anche chi vi parla ha sfoderato il suo lato musicale. Sandra Foschiati, presidente del Sodalizio Friulano. Ma dobbiamo aggiungere che c'era tanta gente, tanti amici, anche da lontano sono arrivati. È veramente stata una festa bellissima, bella. Abbiamo avuto 3 cantanti molto bravi. C'era Alessandro Spessot, Loris Brighi e Fausto Zarabara, che erano anche alla festa quando abbiamo fatto in dicembre, che abbiamo fatto un gol per la vita. Sono persone speciali che vengono anche a cantare volontariamente senza aver niente in cambio. Comunque è stata una bella festa, una bella partecipazione, ci siamo divertiti e speriamo che il nostro club continui così, come abbiamo cominciato. Ho detto anche stasera, non siamo in tanti nel direttivo, però siamo un gruppo molto affiatato, che prendiamo le decisioni per alzata di mano e non uno dice sì, uno dice no. No, siamo amici, anche se io sono la presidente, però io mi calcolo uno del direttivo, non la presidente, uno del direttivo. Insomma, quello che conta è essere uniti, l'hai sottolineato, ma soprattutto portare avanti una tradizione importante per un intero territorio. Sì, veramente noi tifiamo Udinese, faremo ancora, penso, la trasferta quest'anno a Verona col Chievo. Abbiamo deciso di fare 2, 3, 4 trasferte, ma farle bene. E abbiamo coinvolto anche quest'anno gli amici di Azzano Decimo. Ci siamo ricollegati col club di Villa Vicentina, che si era persi un po' di vista, con Aldo Sgubin. Ha accettato subito di venire e sono molto contenta perché è una persona, l'avevamo perso, era una persona che ci dava una mano e poi è lui uno di quelli che ha cominciato con i primi club, hai capito? Insomma, uniti per sempre. Uniti e per sempre, alle Udin.